vaccini della Pfizer destinati all'Europa preoccupa anche la marca trevigiana. L'ULSS 2 si rischia un pericoloso slittamento della vaccinazione degli anziani over 80. Variante brasiliana, ordinanza del Ministro della Salute, blocco dei voli in partenza verso l'Italia dal paese sudamericano e divieto d'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. La sfida dei ristoratori aperti non ha trovato molta diffusione. A Maser polemica per il sindaco Benedos che ha pranzato in un ristorante. Il prefetto: comportamento inaccettabile. Lei: non mi pento di quello che ho fatto. Dal Friuli Venezia Giulia all'Emilia Romagna i TAR stanno sospendendo le ordinanze dei governatori che hanno rinviato l'apertura delle scuole superiori. I carabinieri di Castelfranco individuano i violenti che avevano aggredito senza motivo una coppia di amici in piazza Dorgione, ferendo seriamente uno dei due. Hanno cercato di rubare le auto da alcune abitazioni di Dossone e Casieri. In un caso sono stati messi in fuga da un inquilino, poi intercettati dai carabinieri prima di scappare a piedi. A caccia ai banditi. A Carbonera l'ultimo saluto. Anisio Lenzini, storico imprenditore e presidente per un breve periodo del Treviso Calcio. Toccante l'omelia di Don Luca Vialetto ed il ricordo dell'amico Franco Moro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano il taglio del 30% dei vaccini della Pfizer destinati all'Europa preoccupa anche il Veneto e la marca trevigiana. Si rischia un pericoloso slittamento della vaccinazione degli anziani over 80, considerata una priorità. Sentiamo. La brusca frenata di Pfizer nella consegna dei vaccini anti-Covid rischia di far slittare di settimane, 2, forse 3, l'avvio della campagna di immunizzazione degli over 80. Con un quadro dei contagi ancora preoccupante, una battuta d'arresto sarebbe gravissima. Siamo molto preoccupati perché, come lei sa, la Regione giustamente ha voluto il piano vaccinale molto ampio. Dobbiamo fare tutti i richiami, chiamiamoli, della prima fase, quindi dalle case riposo, ospedali, monastieri accreditati eccetera, e stavamo partendo con la prima fase over 80 che sarebbe importantissima perché andiamo a mettere in sicurezza tante persone che sono a rischio ovviamente per l'età e per le pluripatologie. Quindi questo ci crea immensa difficoltà perché andremo a ritardare anche di 15-20 giorni un piano che era già predisposto dalla Regione e che andava via come un treno. L'ULSS 2 ha attualmente a disposizione ancora 5.000 dosi che serviranno per completare le vaccinazioni nelle RSA e coprire anche la fascia della disabilità. E poi purtroppo ci dobbiamo bloccare perché dobbiamo fare i richiami. E la Regione Veneto ha avuto garanzie dal commissario Arcuri che martedì arriveranno le dosi. Con quelle nuove dosi di martedì sicuramente riusciamo a coprire i richiami. In giornata Pfizer e BioNTech hanno annunciato un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne. In Europa si dovrebbe ritornare al calendario iniziale di distribuzione a partire dalla settimana del 25 gennaio. Questo fa sperare che il danno venga quantomeno contenuto, in attesa che arrivino anche gli altri sieri che hanno avuto il via libera alla distribuzione. Moderna dovrebbe arrivare, penso, verso la metà di febbraio, come pare che anche AstraZeneca abbia avuto l'ok dell'EMA, per cui anche AstraZeneca verso metà febbraio, fine febbraio dovrebbe arrivare. Questo ci aiuterebbe a vaccinare il resto della popolazione con l'aiuto importante della medicina generale di medici di famiglia. Ed intanto prosegue la campagna vaccinale anti-Covid nelle RSA. Questa mattina al Bon Bozzola di Fara di Soligo sono state vaccinate 200 persone tra ospite e personale. È Filomena Casagrande, 92 anni, di Miane, la prima ospite a ricevere il siero anti-Covid. Giornata di vaccinazioni al Bon Bozzola di Fara di Soligo, la residenza per anziani duramente colpita dal virus la scorsa estate. Siamo riusciti a vaccinare circa 200 persone, corrispondono all'80% dei dipendenti e 95% degli ospiti presenti all'interno della struttura. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale che in questo quasi anno di pandemia ha gestito delle situazioni di emergenza e che oggi si è messo a disposizione per permettere che la macchina della vaccinazione sia andata avanti in maniera molto celere. Al lavoro per effettuare le vaccinazioni gli infermieri della struttura in collaborazione con la task force dell'ULSS 2. Ringraziamo anche l'ULSS capeggiata dal dottor Benazzi. Attraverso la sua organizzazione anche noi oggi qui possiamo disporre degli interventi
strumento che tutti ci auguriamo sia un aiuto determinante per fronteggiare questa emergenza che da un anno ormai ha causato quello che ha causato. Presente anche il consigliere regionale Alberto Villanova al Bombozzola anche per vedere lo stato di avanzamento della nuova struttura per anziani. Questo è l'unico modo per uscire dalla situazione di emergenza di questa pandemia che ha colpito duramente nelle residenze per anziani. Vedere che oggi in un'ora è stata coperta, diciamo, su tutti gli ospiti di questo rito è veramente qualcosa che dà speranza per il futuro. Vediamo la via d'uscita finalmente da questa situazione di crisi. Non solo la variante inglese, quella sudafricana del virus a preoccupare in Europa è anche la variante brasiliana, tanto che il ministro della Salute Speranza ha annunciato su Facebook di avere firmato un'ordinanza apposita, blocco dei voli in partenza verso l'Italia dal paese sudamericano e divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia è iscritto e tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale, conclude, che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza. Dal Friuli all'Emilia i TAR stanno sospendendo le ordinanze dei governatori che hanno rinviato l'ingresso in aula delle scuole superiori. In Veneto i comitati sono pronti a formalizzare un analogo ricorso. Stiamo valutando la possibilità di presentare un ricorso contro l'ordinanza regionale anche qui in Veneto, alla luce di quello che è stato l'esito degli altri ricorsi presentati nelle altre regioni, soprattutto quelle a noi confinanti, Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Non hanno ancora presentato alcun ricorso, ma potrebbero farlo presto i genitori del comitato Priorità alla Scuola, reduci dal sit-in di venerdì all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Del resto i TAR a macchia di leopardo stanno sospendendo tutte quelle ordinanze regionali con cui i singoli governatori hanno rinviato il rientro in aula delle superiori, applicando la didattica a distanza al 100%. È chiara l'indirizzo dei vari tribunali amministrativi che, ripeto, sottolineano proprio come alla base di queste ordinanze regionali ci sia una mancanza di motivazione per la chiusura delle scuole superiori. Alla base dei ricorsi l'inefficacia della DAD, foriera detta dei ricorrenti, di disparità di trattamento tra studenti con relativo disagio psicofisico, ma anche la mancata evidenza di una pericolosità maggiore della vita in aula. Per questo io credo che il presidente Zaia in Veneto potrebbe anche fare più bella figura a ritirare la sua ordinanza piuttosto che tergiversare e aspettare che anche in Veneto ci si muova eventualmente con un ricorso. In attesa di una contromossa della regione continua la mobilitazione. Siamo arrivati a costituire quello che sarà un presidio permanente ogni venerdì sotto la regione Veneto fin quando almeno le scuole non verranno riaperte. Protesta dei ristoratori e dei baristi. Il prefetto di Treviso stigmatizza la decisione della sindaca di Maser di pranzare ieri in un locale che aveva aperto in violazione delle norme anti-Covid. Chi ha delle responsabilità amministrative e sanitarie, dice Maria Rosaria Laganà, deve garantire il rispetto delle disposizioni. Sentiamo. L'atteggiamento ad esempio di un amministratore locale che in qualche modo ha, non dico come dire, invitato, ma quasi, insomma, a questa disobbedienza che civile sì, ma sempre disobbedienza delle norme con delle conseguenze. A suscitare la riprovazione del prefetto il giorno dopo la protesta di baristi e ristoratori è la decisione del sindaco di Maser, Claudio Benedos, che ieri ha pranzato al ristorante con marito e figlia nonostante i divieti. Nella Marca, spiega Maria Rosaria Laganà, le forze dell'ordine hanno effettuato i controlli e ci sono state delle sanzioni, il bilancio preciso nelle prossime ore, ma non si sono verificati episodi eclatanti, anche perché la stragrande maggioranza di baristi e ristoratori ha scelto di rispettare le regole, magari protestando con la sola accensione delle luci. In tale contesto suscita la disapprovazione del prefetto la decisione di Claudia Benedos. Se poi, come dire, anche chi ha delle responsabilità di carattere amministrativo, ha un ruolo importante, comincia a, come dire, in qualche modo invitare o a quasi, insomma, condividere questa diciamo così, disobbedienza, tutto si complica, perché se ognuno poi, come dire, parametra
il rispetto delle norme a una propria sensazione, a una propria valutazione, veramente si possono innescare dei circoli particolarmente pericolosi. Ecco perché dico non ho apprezzato alcune prese di posizione che specialmente da soggetti che avendo un ruolo pubblico e anche delle responsabilità precise anche in materia sanitaria devono piuttosto garantire che vi sia il rispetto puntuale delle disposizioni. Piuttosto condivido, e anche su questo abbiamo sentito al Ministero, la richiesta di avere dei ristori, però non è che si può barattare finché non arrivano i ristori, io ignoro le norme. La sindaca di Maser però tira dritto e rivendica quanto fatto: i ristoranti sono luoghi sicuri e i ristoratori non possono essere trattati come criminali, afferma, ma scatta anche la protesta politica. Credo di essere stato l'unico amministratore locale che ha voluto, tra virgolette, trasgredire. In realtà io ho semplicemente aderito ad una protesta pacifica, e sottolineo pacifica, perché sono convinta che le regole date da questo governo sono ingiuste. Un governo di gente che non sa cosa vuol dire lavorare. Rivendica il suo gesto il sindaco di Maser Claudia Benedos, totalmente dalla parte dei ristoratori. I locali, dice, sono tra i posti più sicuri. I contagi non avvengono all'interno di bar e ristoranti, ma bensì avvengono, come sappiamo, soprattutto all'interno di abitazioni private. E quindi ieri ho voluto anche accertarmi che tutto fosse in regola. Dall'entrata era tutto perfetto. La stessa prima cittadina racconta di aver cercato di coinvolgere anche altri colleghi, senza successo. Di certo non nasconde un certo fastidio per come sono stati trattati i ristoratori in questi giorni. Mi ero anche un po' arrabbiata perché avevo visto in mattinata le circolari della prefettura e anche della questura che avevano anche di massima allerta come si trattasse di criminali, ecco. Una condanna al sindaco arriva dal PD provinciale con Giovanni Zorzi, che porta i casi di San Biagio e Preganziol, dove, dice, gli esercenti sono stati aiutati con misure ad hoc. Ma nel venerdì della mobilitazione a rischiare la multa sono stati anche alcuni clienti. Questo è il caso di Crevada. Sono venuto per dare solidarietà locale a questo settore che ne ha bisogno. Perché lavoro anch'io nel mondo del vino e sono praticamente nella filiera di questo settore. Siamo tutti nella stessa barca, quindi dobbiamo per forza fare qualcosa. A Treviso la protesta dei baristi e dei ristoratori si è invece svolta nel rispetto delle regole. Vediamo tra pochissimo com'è andata. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, luci accese ma al tavolo siedono solo i titolari o i dipendenti, protesta nel rispetto delle regole di baristi e ristoratori nel capoluogo della Marca. Vediamo. Crediamo nella protesta pacifica però e soprattutto nel rispetto delle regole. Una protesta silenziosa per quello che sta accadendo a noi come a tanti altri comunque. Le luci accese, i tavolini apparecchiati, un sottofondo musicale, ma in questi locali a bere o mangiare qualcosa sono i titolari o i dipendenti. Protesta sì, ma nel rispetto della norma. Gli aderenti a Treviso Imprese Unite come alla FIPE hanno deciso di manifestare così, a differenza di coloro che invece hanno preferito disobbedire aprendo ai clienti. Siamo tutti quanti concordi sul fatto che sia quella di dover combattere e battere il virus, quindi noi siamo disponibilissimi, così come abbiamo fatto a marzo quando abbiamo chiuso prima che ce lo imponesse un DPCM, siamo convintissimi che sia necessaria eventualmente un'ulteriore stretta per abbattere i contagi. Qualora però la stretta dovesse arrivare, devono arrivare di conseguenza anche i ristori. Con quello che abbiamo ricevuto fino ad oggi, appunto legato al mese di aprile, tanti non si pagano neanche 3 mesi di affitto. Abbiamo poi tutti i contributi, sono arrivati i conguagli dell'IRPEF, abbiamo delle scadenze, le spese fisse della corrente e tutte queste spese ormai le stiamo pagando di tasca nostra. Abbiamo associati che hanno venduto la loro casa per poter far fronte a queste spese. Noi abbiamo sempre rispettato le regole e ci teniamo a farlo anche in questa occasione. In questo momento di difficoltà, drammatica difficoltà, ci sembrava totalmente fuori luogo aggiungere magari una multa a quello che è già la nostra perdita attuale. A fianco degli imprenditori, i dipendenti. Riusciamo ad essere qua rispettando le norme che ci impongono e
non ci devono fermare. Ecco. Pieno supporto e pieno appoggio per il datore di lavoro che sta facendo un sacrificio enorme. Da dipendente io posso solo che aspettare e in qualche modo comunque sostenere anche i miei collaboratori, gli altri miei compagni, perché comunque siamo tutti sulla stessa barca, quindi in qualche modo ci diamo tutti la mano e noi ci dobbiamo solo cercare di tenere duro, ecco. Ma c'è anche chi ha deciso la modalità drive-in per il proprio locale, accade a Mignagola, vediamo. Un caffè liscio, grazie. Con i bar chiusi e autorizzati solamente a lavorare con l'asporto, le attività e i clienti si sono trovati davanti a più di una difficoltà. Se il caffè o il panino non lo si può consumare in prossimità del locale per colpa del DCPM, nel bar Hangover di Mignagola la soluzione l'hanno trovata. Si chiama drive-in. Due cappuccini per cortesia. Certo, arrivano subito. Qualcos'altro? No, basta così, grazie. Perfetto, faccio pure il giro e l'ordine è pronto. L'edificio ben si presta a questo servizio e i giovani titolari di questo bar hanno trovato un modo di stare al passo con i tempi. Dal caffè ai panini tutto arriva direttamente in auto. Nonostante l'iniziale scetticismo, i clienti si sono ricreduti sull'efficacia del servizio. Spettacolare. Velocissimi e molto bravi. Con l'emergenza Covid e a colpi di DPCM la possibilità di lavorare per le attività come i bar sono dunque cambiate repentinamente. E quindi abbiamo dovuto riorganizzarci e reinventarci per poter fare un po' di fatturato. Per affrontare questa situazione, questa pandemia, abbiamo dovuto comprare molti più materiali per l'asporto, però diciamo che o fai così o non lavori, quindi bisogna in qualche modo arrangiarsi e lavorare. Agire velocemente non si è rivelato solo un modo concreto per combattere il coronavirus e il calo di fatturato, ma anche di tutelare i posti di lavoro. Del resto posso solo che ringraziare i miei titolari e il posto in cui lavoro, perché grazie a Dio ci siamo inventati il drive-in proprio per non licenziare nessuno, proprio per non metterci in cassa integrazione. Violenta aggressione in piazza Castelfranco, chiuso il cerchio delle indagini su un episodio che nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore in città. I carabinieri di Castelfranco Veneto, dopo aver visionato tutte le immagini di videosorveglianza ed aver sentito numerose testimonianze, sono riusciti a individuare i due presunti autori della brutale aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì 8 gennaio in piazza Giorgione. Gli autori della violenza sono due cittadini rumeni di 22 e 20 anni. Gli uomini dell'arma li hanno trovati in un appartamento di connazionali non lontano dal centro. Sono stati identificati all'interno dell'abitazione dove erano ospiti, quindi sono state acquisite le fotografie che poi mostrate alla vittima che aveva riportato le lesioni e ai suoi amici sono stati riconosciuti come responsabili dell'aggressione. I due ubriachi avevano aggredito per futili motivi due coppie di amici, sputi, calci e pugni. Ad avere la peggio il 18enne di Galliera Veneta con 2 denti rotti e il naso fratturato. Gli aggressori, senza fissa dimora, sono già conosciuti dalle forze dell'ordine. Si tratta di 2 soggetti già conosciuti alla giustizia, senza fissa dimora, non avevano residenza qua a Castelfranco, non risultano svolgere attività lavorativa e uno dei 2 aveva precedenti per reati contro il patrimonio, quindi in materia di ricettazione e furto, mentre il complice aveva già avuto una denuncia in passato per reati contro la persona e lesioni personali. Ora sarà compito dell'autorità giudiziaria valutare la posizione dei 2 indagati, entrambi denunciati a piede libero per lesioni personali in concorso. Una notizia flash di cronaca che ci arriva dal veneziano Concordia Sagittaria. Un nigeriano, è un'ultima ora proprio di questi istanti, un nigeriano ha ucciso la moglie davanti ai figli. Sul posto i carabinieri, è accaduto in via Silvio Pellico, ed i carabinieri sono sulle tracce di alcuni ladri che nella nottata appena trascorsa si sono introdotti nei piani seminterrati di alcune abitazioni di Casier e Dosson. Verso l'una il proprietario
proprietario di un box è riuscito a mettere in fuga i malviventi che avevano tentato di rubare l'auto parcheggiata nel suo garage. Poco dopo gli stessi sono stati intercettati a bordo di un'autovettura da una gazzella della radiomobile di Treviso in via Peschiere di Caser e quindi, dopo aver percorso qualche centinaio di metri, sono stati costretti ad abbandonare il mezzo e sono scappati a piedi in aperta campagna, facendo perdere le proprie tracce. I militari dell'Arma stanno ora svolgendo approfonditi accertamenti alla ricerca di tracce utili sull'automezzo, una Nissan Terrano, risultata rubata poco prima nel garage di un'altra abitazione, sempre a Dossonna. E a Carbonera questa mattina l'ultimo saluto a Anisio Lenzini, imprenditore, presidente per un breve periodo del Treviso Calcio, toccante l'omelia di Don Luca Vialetto ed il ricordo dello storico amico Franco Moro. Sulla bara i colori della grande passione per lo sport, la maglia del Velo Club Viban, fondato a fine anni 80, e quella del Treviso Calcio, di cui era stato presidente, il 40° della storia biancoceleste, nel 2013. A Carbonera l'addio della marca, Anisio Lenzini, 73 anni, uno di quegli imprenditori che non ha mai tolto il suo sostegno allo sport, al sociale, al volontariato, come è stato ricordato in chiesa dall'amico di sempre Franco Moro. Cercate di trasmettere i valori più veri dello sport, come il rispetto, il lavoro, la fatica, valori che hai cercato di portare anche nel calcio a Treviso quando sei stato nominato presidente, introducendo il codice etico a cui ti tenevi molto. Un lungo racconto, quello dell'impegno di Lenzini, l'attaccamento alla moglie Francesca, ai figli Massimo e Michele, all'azienda guidata insieme al fratello Antonio. L'ultima volta che ci siamo sentiti al telefono, qualche giorno fa, mi dicevi che eri un miracolato e di aspettarti per progettare altre iniziative insieme. Ed è io, amico mio, ti prometto che presto organizzeremo tutto quello che tu in tua memoria, perché sei stato un grande uomo e amico. La famiglia, il lavoro dunque, e poi lo sguardo attento verso tutto ciò che lo circondava. E ha seminato anche nella società. Ha avuto questo senso molto forte di dover contribuire alla costruzione del nostro mondo, di questa casa comune che abitiamo. E questa è stata una semina importante. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. In provincia di Belluno l'iniziativa Io apro di bar e ristoranti è stata un flop, molti, anzi quasi tutti sono stati chiusi, nonostante diversi cittadini abbiano cercato un luogo dove andare a mangiare. Vediamo. Belluno diversa dalle altre città. Mentre le cronache mostrano altrove locali affollati, avventori che urlano all'indirizzo di forze dell'ordine che entrano per fare i controlli, chi ieri sera ha cercato dove cenare a Belluno e provincia ha trovato tutto chiuso. E per paura o per convinzione, ecco come i gestori spiegano la scelta. Io apro, mi sembra un po' una cosa esagerata, dobbiamo seguire le regole che ci sono state imposte e speriamo che insomma prima o poi si arrivi a una zona non arancione ma gialla per poter lavorare un po' di più. La protesta era giusta, però era giusta ma ci perdiamo noi. Bisogna stare alle regole e non risolve il problema andare a manifestare in questa modalità. Secondo me è sbagliato, bisogna fare qualcos'altro, però qualcuno che sia più grande di noi che segue. Per Io apro ieri a Belluno nessuno ha aderito. Bene, mi fa piacere perché secondo me era una sciocchezza, non l'abbiamo fatto neanche noi, quindi noi abbiamo aperto la nostra mezza giornata facendo l'asporto e basta. Con commercio Ascom che ci hanno lasciato tra virgolette da soli perché loro si sono astenuti e hanno detto noi non saremo con voi e quindi la paura per noi che lavoriamo in questo settore e che arranchiamo in questo periodo di fase arancione, sinceramente penso che tanti non se la siano sentita proprio per questo motivo.
La chiusura dei bar, l'impossibilità di un appoggio per gli ambulanti per un ristoro, una situazione di disagio rimbalzata stamane sulla pagina Facebook Belluno Politica e Attualità, e a rivolgere un appello al comune è stata proprio una commerciante del centro. Mi sono posta il problema già dalla settimana scorsa, vedendo i banchetti davanti al nostro negozio, soprattutto 2 signori anziani che fanno ricami per bambini, pensando che dalle 6 del mattino sono qui fermi e non hanno la possibilità di avere accesso ad un bagno o a un tè caldo. Il termometro oggi a Belluno è sceso fino oltre i 7 gradi sotto zero. Sabato, giorno di mercato settimanale in centro. I bar sono chiusi, il caffè non si può consumare al caldo e allora tocca a una commerciante del centro segnalare con sensibilità un disagio diffuso fra gli ambulanti operativi dalle 6 del mattino alle 13. Penso che ci sarebbe bisogno di avere almeno dei bagni pubblici, chimici, oppure uno spazio dedicato, uno spazio distanziato dedicato dove si possono appoggiare. Roberta oggi ha messo a disposizione degli ambulanti che normalmente sostano a ridosso di Piazza Castello la toilette del suo negozio. Nel suo post lanciato nella pagina Facebook Belluno Attualità Politica ha risposto un rappresentante che ieri in città non ha potuto usufruire di un pasto caldo e di una toilette. L'appello è perciò rivolto al comune e più in generale alle istituzioni perché si facciano carico dei disagi causati a cascata da norme che debbono comunque essere rispettate. Massimo impegno e forte volontà per arrivare il più presto alla soluzione della vertenza ACC. In videoconferenza ieri il vertice al tavolo della prefettura ha visto collegati la sottosegretaria al Mise Todd ed il ministro D'Incà, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. La situazione emersa è di paralisi all'indomani della richiesta di ulteriori precisazioni da parte della Commissione europea, che ha dilatato i tempi della trattativa e vanificato le aspettative di tutti. Anche la Regione Veneto si dice pronta a fare la propria parte, disponibile a cercare possibili soluzioni. I sindacati ritengono urgente un atto forte per mettere in sicurezza le casse ed il futuro dello stabilimento di Mel. Ci sarà un'accurata perizia agronomica, visiva e strumentale prima di procedere alla potatura degli alberi del giardino monumentale di Piazza dei Martiri. Il Comune ha accolto la richiesta di Italia Nostra e l'interrogazione presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia. Abbiamo inteso agire in tal senso, proprio per capire e per suggerire all'amministrazione di preservare quello che è un patrimonio di Belluno, dei bellunesi, vale a dire gli alberi del giardino di Piazza dei Martiri. Piazza dei Martiri è il salotto buono di Belluno, i suoi giardini risalenti agli anni 30 racchiudono alberi monumentali ed essenze rare. La recente nevicata ha messo in evidenza la necessità di provvedere alla cura degli alberi, i cui rami appesantiti dalla coltre bianca hanno rappresentato un pericolo per l'incolumità dei cittadini. La notizia del taglio indiscriminato degli alberi più vecchi ha fatto sobbalzare sulla sedia gli associati di Italia Nostra, che hanno rivolto richiesta esplicita al Comune, fatta propria dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Stella e Addamiano. Proprio per evitare quelli che potrebbero essere definiti degli scempi a danno del paesaggio, dell'ambiente e appunto della cura della città, noi abbiamo inteso porre all'attenzione del Consiglio Comunale in maniera, credo di poter dire, sollecita, un tema ambientale. Addamiano si rifà alla legge del 2013 che impone agli enti pubblici di attuare interventi cosiddetti green. Da Palazzo Rosso la risposta è arrivata a stretto giro: la potatura delle piante avverrà solo previa accurata perizia agronomica visiva e strumentale in merito alla loro stabilità. In attesa dell'intervento di riqualificazione della piazza prevista dallo studio degli architetti Ricci e Spaini, che vinse il concorso di idee lanciato da Palazzo Rosso. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con le previsioni del tempo. Uno sguardo al meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Sarà una domenica ancora con un tempo tutto sommato stabile, con qualche nube in più, ma sempre con un clima piuttosto freddo. Il dettaglio del 17 gennaio. Sul Veneto la grafica ci mostra un cielo grigio e coperto. La giornata infatti vedrà, come detto, una copertura nuvolosa alquanto diffusa, con locali nebbie in pianura al mattino. Nelle ore pomeridiane però non si escludono maggiori schiarite soleggiate. Temperature minime ancora sotto lo zero praticamente su tutte le province, massime invece tra i 2 e i 5 gradi.
La situazione risulterà simile anche sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui molto nuvoloso, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Parentesi più soleggiate sui rilievi. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi basse, vedete cielo coperto al mattino con neve a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai -5 gradi, massime invece sui 5 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.